Il professor Gianluca Pietrosante, docente di storia, lettere e filosofia e giornalista, ha scritto un libro intitolato I due stendardi, che propone una rilettura della storia dalla fine del Medioevo all'età contemporanea. L'autore sostiene che è possibile rivedere la storia e i fatti storici da un punto di vista diverso, avvicinandosi alla ricostruzione senza pregiudizi. Il libro ha lo scopo di smantellare un po' certi miti che la storiografia ufficiale, soprattutto in epoca postmoderna e contemporanea, cerca di esaltare, insomma, a favore della propria ideologia, senza avere un'obiettività appunto storica che si basi sulle fonti e quindi sui dati oggettivi. Abbraccia diverse pagine appunto della storia che vanno dal Medioevo fino all'epoca più moderna, come il papato di Leone XIII, che fu un papato importante dal punto di vista soprattutto dogmatico ma anche culturale, ecco. Il libro, edito da Radio Spada, è stato presentato dall'autore stesso alla libreria La Bassanese, all'interno della rubrica Aperilibro. L'incontro con l'autore seguito da un aperitivo offerto dalla libreria stessa. Il pubblico ha così avuto un'opportunità per conoscere il lavoro del professor Pietrosante e per discutere la sua visione della storia. Com'è nata l'idea di scrivere questo libro? Beh, io sono, diciamo, mi ritengo un giovane docente e questo è il quinto anno scolastico che insegno e quindi essendo uno dei pochi, non lo dico per insomma vanagloria, ma come dato veramente oggettivo, uno dei pochi professori laureati in storia che insegna storia e lettere, perché di solito la maggior parte dei colleghi che insegnano storia sono per lo più laureati in lettere, no? E quindi magari per uno storico balza diciamo maggiormente all'occhio certe diciamo pagine come vengono trattate dai libri di testo scolastico, ecco, con non dico degli errori grossolani, ma sicuramente con un'attitudine un po' di parte e anche qualche svarione sicuramente, no? Allora quindi avendo dimestichezza e avendo insegnato un po' alle medie e un po' alle superiori, ho detto tratto alcune, non tutte perché sarebbe da dir tanto, alcune pagine dove vedo che ci sono un po' delle defezioni, in modo da utilizzare altre fonti bibliografiche e archivistiche, insomma, che diano un'altra chiave di lettura, soprattutto epistemologica. E in ciò vorrei ringraziare anche il professore di Ca' Foscari, Giorgio Ravegnani, adesso in pensione da un anno, che ha appoggiato sin da subito l'idea. Ricordo che uno dei più grandi medievalisti e accademici italiani, insomma, e mi ha aiutato alla stesura con dei suggerimenti preziosi per la realizzazione di questo libro.